Investe due donne, una muore, l'altra è rimasta ferita, era ubriaco alla guida. 46enne di Vittorio Veneto agli arresti domiciliari per omicidio stradale e lesioni personali. L'incidente ieri sera, poco prima delle 21, doveva essere una serata da trascorrere in compagnia con gli amici al ristorante, si è trasformata in tragedia. Letizia Sperti, 69 anni, di Fara dal Pago, è stata travolta da un'auto mentre a braccetto con un'amica stava attraversando la strada davanti alla trattoria Al Sole in via Rizzera, Vittorio Veneto. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla donna, ferita l'amica 61enne, anch'ella dell'Alpago. Soccorsa dal personale del 118, è stata ricoverata all'ospedale di Conegliano. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri di Vittorio Veneto, che hanno sottoposto il conducente all'alcol test, aveva una quantità di alcol pari a 1,60 mg per litro, oltre il triplo del massimo consentito. È stato quindi arrestato e posto ai domiciliari.